Allora, era per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 115, cioè sulle interrogazioni. Adesso è stata data risposta da parte della Giunta a diverse interrogazioni, ma ricordo ce ne sono alcune che sono datate 20 luglio, 21 luglio, 31 luglio, parlo del luglio 2015, ormai tra poco siamo a un anno. Siccome il regolamento parla di 15 giorni, non so, un mese potrebbe diventare, volevo chiedere che cosa si sta facendo la Giunta per dare delle risposte ai consiglieri che svolgono l'attività di controllo ispettiva nei confronti dell'operato della Giunta, visto che stiamo parlando addirittura di 20 luglio 2015. Ce n'è un'altra, ad esempio, 14 gennaio 2016, che ha presentato il sottoscritto, cosa intende fare la Giunta regionale dell'area demaniale del Consiglio. Anche qui non abbiamo risposta, anche se nel frattempo abbiamo saputo che c'è un bando che mette in vendita l'Hotel San Marco, che riporta nella delibera, in fattispecie, che il Consiglio avrebbe dato parere favorevole alla vendita del San Marco. Questo non è vero, tra l'altro una delibera quindi che non contiene la verità, che contiene una falsità. Io credo che queste risposte dovrebbero essere date anche per evitare equivoci del genere, perché sarei ben felice di capire come può la Giunta regionale dire che ha avuto il parere favorevole del Consiglio, della competente commissione consigliare, quando proprio quella commissione ha detto: io il parere favorevole alla sdemanializzazione lo do al piano, però tranne per 5 siti. Uno di questi 5 siti era l'Hotel San Marco. Come si può dire di avere, io lo chiedo anche a qui Presidente Zaia, come si può dare parere favorevole alla sdemanializzazione del San Marco, alla vendita del San Marco, quando il parere del Consiglio ancora non è stato dato? Ma la cosa più grave è che in questa delibera di questo bando c'è scritto che c'è il parere favorevole della Commissione. Signori, fate una verifica, perché io credo che potrebbe essere anche oggetto di legittimità di quella delibera.